Tra un po' altri saluti agli amici e alle amiche della Tolomeo Spettacoli, ma prima accogliamo con l'applauso conclusivo di questa stagione Enrico Guarneri Litterio. Buonasera di nuovo, signor Litterio, come sta? Buonasera, eccoci. Non lo so, com'è? È muto? Abbiamo un problema, vabbè, Niente. Allora ne approfitto per fare un saluto. Sì. Volevo salutare degli amici che ci seguono da Sant'Angelo Lodigiano. Da Sant'Angelo Lodigiano, quindi in Lombardia, sì. Si prenda questo, sì. A Lodi, sì. E Deborah. Va un bene. saluto. Le salutiamo. Senta, signor Litterio, io tra un po' le chiederò di cantare e di salutare il nostro pubblico con quella che è diventata un po' la canzone universale di tutta la Sicilia. A me dove mi piove mi scivola. Esatto, a me di unni mi piove mi scivola. Ma prima, a proposito di questo, visto che lei prima si è lamentato un po' delle sue origini, io vorrei ritornare sul fatto che lei è nato in una famiglia povera, perché non c'è vergogna. Non mi vergogno io. Io non mi vergogno. Lei non si deve vergognare. Delle mie origini non mi vergogno. Non si deve vergognare. Anzi, non solo che non mi vergogno, ma io sono un grande orgoglione delle mie origini. So. Un grande orgogliosone delle mie origini. Perché e basta. Orgoglionato e basta. Ne parliamo più. Orgoglioso. Ognuno nasce, come che le nascivo a menzogliaggi? Esatto. Come che le nascivo da una famiglia chi sordi? Ma quando mai? Lei continua con questa storia? Voi non lo sapete, mio padre... lui è medico biologico. Sì, io sogno un arancio non pumpiato, ma che c'entra? Io sono semmai biologo, ma non c'entra nulla perché non esercito. Io non esercito. Io fui magari riformato. Ma che c'entra? Io non esercito la professione di biologo, faccio il conduttore. E io non me l'ho potuta comprare la laurea. Ma la laurea non si compra. Perché non me l'aveva cantato mancare io. Io invece ho fatto tanti sacrifici, immagini, studiavo biologia e facevo la televisione, che ci azzecca, però ho completato gli studi, ma non interessa a nessuno. Però se lei avesse fatto medico, chissà che grande medico avesse demandato. Chi lo sa, può essere. E invece vedi che si riduceva a fare. Appunto. Non so se abbiamo perso un grande medico o se abbiamo guadagnato un modesto conduttore. No, non lo so. Lei è un grande conduttore. Grazie, troppo lei, signor La Rosa, questo applauso glielo sottolinea e io ce lo grido forte in faccia senza vergogna. Lei è un presentatore superfluo. Certo! Degno del grande Pippo Ba. Grande Pippo Ba, che salutiamo, Pippo Baudo, che tra l'altro alla casa qua vicino, Militello in linea d'aria, non è lontano. Della mia stagione teatrale quando ne parliamo? Ne parliamo dopo, stia calmo, aspetti. Le devo dire solo una cosa, lei deve essere orgoglioso e contento delle sue origini perché la povertà non è vergogna. Poveri. Anche se eravate poveri, però eravate una famiglia unita. Una famiglia unita. Che cosa mancava nella vostra famiglia? I soldi. E vabbè, sì, quello lo so. E poi? Salute se venneva. Sì. Veramente, noi una famiglia buona, una famiglia onesta, una famiglia di lavoratori poveri, ma a ignoranza ci abbiamo tenuto sempre. L'ignoranza c'era. Ignoranza, signor La Rosa, poverissimi. Io mi ricordo, signor La Rosa, come si può crescere? Comandante, parasse lei, che è l'autorità qua. Come si può crescere come? Come si può crescere in una famiglia senza un orologio? In una famiglia si può crescere mi scusi, senza l'orologio. Scusi, come quando ne vuoi studiare non sapevamo come eravamo ruspicchiare la mattina. Senta, ma come facevate a vedere l'ora senza l'orologio? Come facevate? Con martello. No, scusi, come si fa a vedere l'ora con il martello? Me lo spieghi? Mio padre, Bonamma, pigliava un martello, sbatteva forte in un muro, bom, 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 fino a quando di Gabbana sentiamo, c'ha finito di fare sto bordello alle 2:15, e sapevamo che erano 2:15. Ah, quindi se vi dovesse capitare di avere l'orologio guasto, utilizzate il martello, vabbè. Poveri. Mangiavate? Mangiavamo, c'era questo nuovo mangiavamo. Guardi, il primo, lo mangiavate il primo? Un primo, certo, mi ricordo, un primo. Sì. A così lo chiamavo. Perché? Un primo, tu mangiavi un primo che ci arrivava. Ah, ho capito. Senta, però posso pensare che non mangiavate il secondo, cioè le proteine le mangiavate il secondo. Sì. Un secondo, sì. Lo chiamavamo così, perché un secondo lo chiamavamo così perché non mangiavamo un secondo a secondo. Sì. Se c'era o non c'era. E quando c'era? Non mangiavamo un secondo, senza potevo sbagliare, che io ero secondo. Ma nessuno mangiava. Signora Rosa, però con tutto questo, con tutto questo, e questo è un messaggio che la buonanima di mio padre
che noi non avevamo avevamo la Lapa, Sì. la Lapa. Motoape. 6 figli erano, Sì. la Motoape, 6 Sì, figli. sì, Mio sì. padre e mia madre, buonanima, si mettevano in la cabina Eh? e i figli a cassone, tutti 6. Mio padre, per non ci fare stare in piedi, perché era anche vietato dalla legge, Certo. erano 6 figli, pigliava 3 seggi e le legava alla sponda della Motoape, 3 da Sì. questa parte e 3 da questa parte, attaccate con la corda. Le sedie legate, Sì, sì, quando Le sedie legate. E no, bravo, i seggi attaccati. Ma noi no. A voi eravate liberi tutti e 6 figli? Signor Rosa, erano tragedie. Eh? Alla prima curva, Sì. e che succedeva? Va bene. Chi di capanna passavano capanna e chi di capanna per non si fare arrovare d'incontro cercavano di passare capanna. Certo. Quando ci andava dritta, Eh. quando ne incontravamo a metà strada certe testate, per non parlare di scaffi, quando c'erano gli scaffi. Perché? Ogni scaffa salutavamo dall'aria. Eh. Quando cascavamo, c'è che cascava sopra l'acqua, c'è che cascava in terra. Ho capito. Quando arrivavamo, mio padre mi contava, dice, quando ne arrestarono, 1, 2, 3, 4 e 5, ne manca uno, forte mannine, poi uno, forte mannine. Va bene, va bene. Ebbene, nonostante questo, una volta Sì. mentre ne ritiravamo a paesi, Sì. prima di arrivare nella curva terribile dello stradone, una curva mortale che noi abbiamo battezzato Dopo te voglio io, dopo te voglio. Ah, la chiamavate così perché era pericolosa. Pericolosissima. Dopo ti voglio io, dopo. A elaborare di mio padre, mentre camminava con la motoape, noi dietro, visto in canuzzo. Ah. Quante volte ci capita di vedere un cane che camminava lungo la strada, mio padre come visto disse sto cane lo vedo e non lo vedo, Sì. qualcuno ce lo mette di sotto anche senza volere, e allora fu il pensiero e l'azione, chianta una frenata, Cioè? i gingilli in tua paracabina, Con la frenata brusca sono arrivati proprio... usango. Sul paracabina, Mio padre sì. dice, io pigliavo due canuzzo, creature, che aveva la coda immensiame, Che con carino. le orecchie calate, con l'occhio a Eh. pamminetta, e uno pigliavo di dietro, dandoci e salvandoci la vita. E qua ci vuole l'applauso vita. perché, complimentandomi col papà del signor Litterio, io lancio un appello soprattutto adesso che arriva l'estate: gli animali non si abbandonano. Non si abbandonano, Se gli comprate un cane, se comprate un gatto, dovete amarlo, dovete tenerlo a casa perché abbandonarlo è un peccato. Se uno non lo può tenere Esatto. non lo prende, Gli ma animali se lo non- prende fa parte della Gli famiglia. animali non sono giocattoli, Non sono quindi giocattoli. complimenti, l'avete portato a casa. E due canuzzo, due Bene, canuzzo. sì. Ah, la gioia. Questo cane che aveva la vita salva. Ce l'abbiamo portato in del cortile. Sì. E io subito con le cure, Sì. perché l'aveva in mezzo alle gambe Sì. e dei ricchi di chi ce l'aveva così. Rideva. Rideva. Non ho visto mai un cane che ride. Ma se il cane è contento quasi ride. sì. Rideva. Sì, sì. Ah. La prima settimana. Perché? Poi non mi più a cuda, Eh? l'occhio ci tornare a pamminetta Sì. e a ricchi ci tornare a calare. Sì. A me ogni volta che mi vedeva, mi tagliava, faceva così. Che voleva dire? Voleva essere portato in due stradone un'altra volta. Ah, quindi preferiva morire lungo lo stradone che restare a casa Stava vostra. morendo, signor La Rosa, Sì. dopo una settimana anniato. Sì. Per una perché? settimana vivevo solo acqua. Solo acqua. Ma se non c'avevo i soldi per mangiare Lo la so. era un cane di cuccia, Eh, di caccia. Sì. Si trasformava in cane di cuccia. lo so. Come si chiamava? Fido. Sì. Fino a quando ognuno non sapeva qui. No. Diventava così sicco, Sì? ma così sicco, credetemi, le zecche si ci attaccavano per dare cibo al sangue, non per toccare il cibo. Vabbè. Ci facevano una trasfusione di sangue per tenere la ditta. Lo so. Questa è la povertà. Il signor Litterio Scalisi, Grazie. orgoglioso di essere così. Così. Allora, signor Litterio, noi prepariamo la base, però Enrico Guarneri vuole invitare tutto il pubblico del Sicilia Fashion Village e anche quello che ci segue da casa Alla mia stagione teatrale. alla tua stagione teatrale dell'anno Al prossimo. teatro ABC di Catania facciamo un turno il venerdì, un turno sabato pomeriggio, un turno sabato sera, un turno domenica. Ancora grande affluenza e richiesta di pubblico, ma ancora molti posti, specialmente il venerdì, che è un turno aggiunto. Bene, e allora Grazie. abbonatevi perché ne vale la pena e cantiamo tutti insieme, prima di far cantare poi seriamente Anna Tatangelo, a mia di Unni Chiovi, mi scindica, il signor Litterio Scalisi, Grazie. che porti bene a tutti, vai! Se tu piangi e così c'è qualche su cantina che ora si stava giù.
c'è chi sbatte per il mutuo, chi sorpassa e fa cornuto, c'è chi ricco è minuto, c'è chi va dallo psicologo, tu si penti e si fa monaco, con protesta fa benzina, c'è chi si ratta carina, c'è chi è sempre in mezzo ai guai. Madame mia, tutti! A mia, un nemico avevi scelta, a mia, mi rilassa la musica, dici un proverbio a conte ruffa, ci vanno mensu quega non ci ruffa e canto a mia. Che cosa? Un nemico avevi scelta, mia, a gentilo stata rosica, sogno tranquillo e faccio una bella vita, traiato soli con una zazzanita e canto a mia, dove mi piove mi scivola, Anche in italiano, tutti insieme! Ra-ra, ra-ra. Seconda C'è spara e strofa! poi si spara, così rompi ma sciddara e chi incrocca per lo stress. C'è quel tinto picchia e friglio, c'è invece ciagudiglio, chi si pettina col flex. C'è chi fa sesso acrobatico E poi va dall'ortopedico. Così tuffa e la sa a parte, che il telefonino spacca perché lei non l'ama più. Madame mia, tutti! La mia, un nemico finiscitica, leggero, svolazzo come una follia, di marone zacchetti sempre leggi, mi traio soli e mi ammuffo menzo chilo in sveglia mia. Sì? Un nemico finiscitica, il vento sopra il grano mi dondola e sta mezzita di coppo mi lascia, Ma che mi interessa? soffro miglia e canto tanto poi mi passa via. Il signor Litterio Scalisi! Grazie! Grazie! Enrico Guarneri! Grazie. Applauso per Enrico! Grazie.